Se la moda maschile, dunque, non ha più grandi evoluzioni, è quella femminile che continua il suo cammino verso l'emancipazione. Nell'ultimo quarto dell'Ottocento, la vita in Europa e nelle Americhe era profondamente cambiata. Il sistema politico ed economico su cui si basava il vecchio sistema lentamente si sgretolava, lasciando lo spazio alla nuova classe che, producendo il proprio benessere, investe in nuove forme d'arte e di divertimento. Nasce la fotografia e tutti i giovani delle ricche famiglie del Nord Europa, come del Nuovo Mondo, avevano alla base della loro formazione culturale il Grand Tour del Sud. L'Italia diviene la meta romantica per eccellenza. Firenze, Venezia, Roma tornano ad essere vere capitali della cultura, anche se è Parigi che si guarda per le novità. Gli impressionisti, i veristi, i fotografi che lentamente prendono spazio come artisti nelle Ville Lumière hanno lo spazio per sperimentare e proporre la loro arte nelle gallerie ed esposizioni internazionali che solo nel Novecento approderanno in Italia e da Venezia in particolar modo, dando origine alla Biennale che tuttora si celebra in città. La moda segue questo fermento. Convivono le ampie crinoline con abiti à tournure. Le prime sono utilizzate nelle occasioni pubbliche ufficiali, i secondi per le uscite giornaliere e gli incontri informali. La figura femminile riprende le sue proporzioni. Il busto è coperto da un bustino che segue le forme naturali e sotto una gonna che si presenta dritta sul davanti e riccamente drappeggiata sul retro grazie all'introduzione di un grande sellino su cui si costruiscono complessi panneggi di stoffe plissettate a pieghe. Questa forma così femminile lentamente prese il sopravvento e la si preferì alle crinoline anche nelle occasioni pubbliche e formali, a tal punto che, sul finire dell'Ottocento, abiti con ampie scollature e sellini erano indossati dalle regnanti di tutta Europa che, grazie a bustini e posture obbligate, riuscivano ad ottenere la caratteristica sagoma a S, enfatizzata da piccoli cappellini costituiti da semplici calotte poggiate sulla sommità delle testa, che consentivano agli chignon portati bassi sulla nuca di essere velocemente realizzati e rimanere in forma per l'intera giornata. Per il giorno gli abiti erano più corti, senza strascico, a tal punto che potevano intravedersi gli stivaletti, scarpe comunemente indossate da tutte le classi per la loro comodità nelle strade fangose, dove scarpe aperte o pianelle si sarebbero potute sfilare o sporcare. La sera ricompare lo strascico e la scarpa più aperta allacciata con nastri, che mai si sarebbe dovuta vedere. Con il nuovo secolo la moda perde apparentemente tutte le sue costruzioni. I bustini, sempre indossati in occasioni pubbliche, vengono realizzati su misura, seguendo la forma del corpo di chi li dovrà indossare. Scompaiono gabbie e sottostrutture e la ricchezza torna ad essere dimostrata dalla scelta dei materiali, chiari per il giorno e scuri per la sera, dall'abbondanza di stoffe preziose, pizzi lavorati a mano, pellicce. Gli accessori iniziano a rivestire un'importanza fondamentale e scarpe, borse e cappelli diventano oggetto del desiderio come l'abito intero. Il profumo della donna, ad inizio secolo, conserva la sagoma S, ma grazie all'utilizzo di camicie sblusate e gonne scivolate e non più per bustini deformanti e voluminose sottogonne. I pizzi hanno il loro ultimo periodo di egemonia nelle decorazioni degli abiti, ma lasceranno molto presto il loro posto alle conterie di vetro, preziose e delicate e nuovamente colorate e prodotte quindi a Murano. È la fisicità della donna a dare la forma dell'abito e la summa si ottiene nel periodo Charleston, quando l'abito senza pince scende dritto, asimmetrico solo nella confezione, con la corta gonna sfrangiata e da punte di lunghezze diverse. La moda americana per la prima volta viene importata in Europa e con essa nuova musica e cultura. Hollywood inizia a produrre i suoi primi film che vengono mostrati alla neonata mostra del cinema di Venezia. Un mondo del lusso che sino all'inizio della seconda guerra mondiale non cambierà direzione e forse solo negli ultimi 20 anni è entrato in crisi, avendo perduto la base culturale e innovativa da cui traeva il fondamento. Con questo abito corto e trasparente, composto da una veste in voile di seta, plissettato a mano, impreziosita da una cintura in velluto che mette in evidenza i fianchi e da un soprabito trasparente sempre in voile con un collo di velluto di seta, si chiude la nostra carrellata sulla moda veneziana. La storia a seguire si è svolta sulle passerelle di Palazzo Grassi prima e poi a Milano, Roma, Firenze e Parigi. La moda non ha perso il suo ruolo di identificazione sociale, ma ormai diventa quasi impossibile identificarla geograficamente, grazie ad una possibilità di importazione ed esportazione di idee, manufatti, ma anche materie prime e manodopera mai conosciute sino ad adesso.
Se già infatti di alcuni grandi stilisti settecenteschi e ottocenteschi si ricorda il nome, ora come non mai il gusto viene interpretato, sviluppato e manipolato da pochi nomi che muovono enormi capitali e rendono palese questa realtà che ha sempre visto grandi maestri burattinai dei desideri delle folle che credono di essere indipendenti dai dettami mentre ne sono imperniati a tal punto da non capire quanto anche una scelta controcorrente ricava in uno schema di accettazione che fa parte dello stesso essere umani.